Per esempio vorremmo che loro vorrebbero fare la formazione, tra virgolette, a degli operatori che poi possono dire ragazzi, se vogliono vedere piccole competenze che loro dove prima abbiamo fatto un discorso che loro hanno specializzato più sempre, abbiamo fatto un discorso come di questa parte che loro vogliono da un lato loro hanno bisogno che servono dei turisti, vogliono fare il giro, hanno bisogno di volontari che poi mi fanno fare io. Ci sempre sono allora come si chiamano questi ragazzi? Cioè io conosco tutti i ragazzi che sono venuti da molto basso perché arrivare nella
la smette, quindi se diventa cose non vedo no.
Allora, io sono disponibile, c'è la sua follow. Me la vuoi dare a me? Quindi non c'è Daniele. Anche Mattia, io non sono molto sveglia. Sai, ma non è meglio usare la mattina.
Matteo, puoi già mettere la fotografia? No, no, mettila sopra la camicia. Sì, Matteo, portatela su, portatela giù di sotto, come chiamo io. Mi fate tanto domani. Posso iniziare, Matteo? Devo andare per forza, Matteo, dai. Ragazzi, veloci, Portali giù un attimo. Matteo, questa roba qua, lasciala qua, che dopo la tengono dopo loro, e dopo torni su e la metti.
Roberto, Paoletta, Giovanni Pastori, Mattia Weber e Paolo. E non colgo una cortese attenzione per la lettura un po' della storia di Virtus per questa sera e vi permetto di presentarvi brevemente il progetto. Il Virtus è il progetto di basket inclusivo di Virtus Basket Altocarpo. La squadra nasce nell'autunno 2023 da un'idea di Piera e accolta dal direttivo e quindi quest'anno è alla seconda stagione di attività sportiva. È formata da 14 atleti che si allenano ogni settimana presso la palestra delle scuole di Arco, con la guida e l'entusiasmo dei capoistruttori Massimo Macella e Daniele Tommasini, nonché di molti volontari. Il progetto è sostenuto dai comuni di Riva del Garda e di Arco e da un contributo speciale della Cassa Rurale Altogarda e Rovereto, ai quali va un grande ringraziamento e vi chiedo un applauso. Il progetto ha l'obiettivo di consentire agli atleti di esprimersi anche attraverso lo sport e di sviluppare così le capacità fisiche di ognuno, oltre che quelle cognitive e sociali, il tutto nell'ambito di un percorso all'interno del quale Virtus cercherà di creare sempre più coinvolgimento, cerca che l'inclusione sia un'opportunità di arricchimento e di crescita per l'intero movimento. Una buona serata a tutti! Abbiamo fatto un messaggio, concentrato in una cosa.
la prossima volta se rifare verso però la prossima volta nel caso facciamo la fondazione con la scuola invece che andare facendo il corridoio che danno il cibo e dopo vanno in casa. No, no, di che cosa la Claudia? Digli qualcosa. Qualcosa.
Ora stai attenta che scopa. Bam!
capito già.
Vediamo del periodo. Poi, lo dico da